Sesta corsa e centrale di oggi, corsa dedicata a Giuseppina Porretto, ricordiamo madre di Maurizio Cheli. Sono 8 buoni cavalli di 3 anni, 1 Wonder Bee, 2 Aldo Bar, 3 Astro del Nord, 4 Arcobaleno, 5 Axel Chuck SM, 6 Aguacate, in seconda fila 7 Holofost, 8 Adam Kirby Cole. Stacco della macchina, velocissimo, Axel Chuck SM prende il comando da Chito davanti a Astro del Nord, di fuori Arcobaleno, poi Aldo Bar a precedere a Wonder Bee. Posizioni già abbastanza delineate con Arcobaleno che è rimasto di fuori. Poi vediamo Aguacate nella sua scia, 200 metri in 14,8, quindi in vantaggio il figlio di CS KT di Lorenzo Baldi con in sulchi Roberto Andreghetti. Davanti ad Astro del Nord e il numero 2 di Aldo Bar a precedere a Wonder Bee. Questo è il treno interno, intanto Enrico Bellei con Aguacate avanza al largo. Scavalca Arcobaleno e si pone ai fianchi di Astro del Nord. 400 va via in 30 secco, in vantaggio Axel Chuck SM con Roberto Andreghetti che arriva al paletto dei 600 metri in 45 appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune, Axel Chuck SM seguito dalla pariglia di Astro del Nord e Aguacate, poi Aldo Bar affiancato da Arcobaleno a Wonder Bee che è chiusa alla corda, ora affiancata anche da Adam Kirby Cole, in coda Holofost. Giro in 1 minuto e 1 decimo, 15 qui davanti alle tribune, ritmo costante sul piede dell'1.15 con Aguacate al largo, sempre Astro del Nord nella sua scia. Poi ora alla destra libera anche Aldo Bar sul cedimento di Arcobaleno, chilometro in 1.15,2. Aldo Bar accenna a spostare al largo, ora la destra libera anche a Wonder Bee, corsa che entra nel vivo, siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là in 14,5, si fa insistente il pressing di Aguacate con Axel Chuck SM che per ora lo respinge. Aldo Bar si prepara in seconda pariglia, poi il 3 di Astro del Nord, avanza anche Wonder Bee, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo, in vantaggio Axel Chuck SM, tenta lo stacco, poi avanza anche Aldo Bar, poi ancora Aguacate che è ancora tonico, ma Axel Chuck SM viene a vincere mentre rompe sul palo Aldo Bar, il secondo, e quindi appannaggio di a Wonder Bee. Poi Holofost è finito forte di dentro, 1.14 secco, 58,9 l'ultimo giro per Axel Chuck SM. Roberto Andreghetti al doppio in giornata, sempre per Lorenzo Baldi che vince in percorso di testa, mentre vediamo l'errore in zona proibita di Aldo Bar che lascia il secondo a Aguacate, mentre per il terzo è il numero 7 di Holofost, finito forte. Quindi la vittoria è per Axel Chuck SM. Andiamo a vedere la quota per il figlio di CS KT, è 4,86. Il doppio, ripetiamo, per Roberto Andreghetti e Lorenzo Baldi da Treni, mentre rivediamo la rottura di Aldo Bar. È tutto per il premio Giuseppina Porretto.